Il proprietario è mio coetaneo, abbiamo fatto gli alpini, la naia insieme, adesso vado a salutarlo, mi dispiace moltissimo di quanto è successo. Madonna, è una cosa che sta veramente esasperando gli animi. Cividale del Friuli mercoledì 8 luglio si è svegliata ferita dopo un duro colpo al cuore, un furto avvenuto nella notte nel pieno centro che più pieno non si può. Colpita una colonna portante della comunità, la gioielleria Mulloni in via Ristori. Il modus operandi è molto simile a quello di Udine o di Cervignano di qualche tempo fa, con la differenza che qui il colpo va a segno. È un blitz velocissimo intorno alle 2 di notte, scatta l'allarme dopo che la banda ha forzato di violenza la serranda di Velta, così come la porta lo testimonia il vetro distrutto in 1000 pezzi a terra. I ladri arraffano tutto quello che c'è in vetrina, scappano e fanno sentire ai residenti solo lo stridio delle gomme per volare via nelle strette vie del centro di Cividale, lasciando un danno economico e morale non da poco. Tutti i cividavalesi infatti sono affranti. Forse siamo un po' troppo tranquilli perché qua non succede mai niente. E Cividale era una cittadina tranquilla e hanno lavorato in tranquillità. Si vede Di che c'è mira. un'organizzazione ben organizzata. Il titolare della gioielleria, il signor Walter, riceve visite, telefonate, racconta come sono andati i fatti e il suo stato d'animo. Preferisce non dirlo davanti alle telecamere, con massima gentilezza, e segue i continui rilievi dei carabinieri, che entrano ed escono dalla gioielleria. A terra, polvere a non finire, quella degli estintori svuotati dai ladri per creare una nube che potesse nasconderli dagli occhi indiscreti. Sembra una scena di un paese vulcanico, ma non lo è. C'è anche quello da pulire per i vicini di negozio di Walter, ma è il minimo, il fardello è un altro. Ma quello è il minimo perché siamo vicini appunto ai signori Mulloni che sono una colonna portante della via, quindi ci dispiace più che altro per loro, questo è il minimo, cioè si fa ed è il minimo. E non sappiamo appunto come possa essere successo in un centro come Cividale che è un centro tranquillo, come possa essere appunto successa una cosa come questa. La speranza è che le videocamere di sorveglianza possano comunque aver fatto il proprio lavoro, che sia stata ancora la banda del SUV nero o un'altra, lo diranno solo le indagini, mentre resta tutto il senso di insicurezza. Non è neanche facile arrivare al centro. Beh, in piazza possono parcheggiare. È come andare a rubare nel cuore della città proprio. È un colpo al cuore e fa pensare.